Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba, ma è lunedì il 18 aprile, oggi il calendario è giusto, baniamo, la Pasqua è già passata, è il giorno di Pasquetta, il salsicciame si spande a macchia d'olio nelle campagne per le merende con le uova sode, l'insalata di girasoli, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo raderci e bagniamo per preparare la rasatura della Pasqua del 2022 con la riapertura delle gabbie. Io sono reduce da un blitz, un viaggio in cui Micro al secolo Tiberio mi ha accompagnato nel Lazio, nell'Alto Lazio, nel Viterbese, anche un pezzo di visita a Roma ieri, insomma, quindi abbiamo notato una città deserta, torno nei luoghi principali, Fontana di Trevi, Vaticano, ovviamente la preghiera del Papa, oggi l'appuntamento di Blanco, vincitore di Sanremo con Mahmood, quello che gli venivano i brividi, è diventata l'icona del bene e dell'amore, quindi il Papa l'ha invitata a cantare oggi al lunedì dell'Angelo, quindi questo efebico giovane ragazzo nato nell'azione cattolica, cresciuto nel mondo di baciapile, alla fine ha incontrato Mahmood, ha avuto successo e oggi canta sui San Pietrini del Vaticano. Voi come state? Mi auguro che abbiate passato una buona Pasqua. Le notizie sulla lavagna sono a tinte in chiaroscuro, ecco, perché purtroppo siamo ancora al 53esimo giorno di guerra, non è finito assolutamente niente. Se andate a leggere mentre noi stiamo preparando, non l'ho detto manco a dirlo, un proraso verde, ma nulla di nuovo, ma insomma per dovere di cronaca bisogna elencare con precisione gli strumenti, le creme, i prodotti utilizzati. Diciamo Mariupol sotto assedio, a Kiev si è ripreso a sparare, la Russia sta facendo una sorta di seconda campagna per evitare gli errori fatti nella prima fase della guerra. Le notizie sono terrificanti, colpito un teatro, adesso non ricordo, insomma, dei luoghi pubblici, e lasciamo che il proraso agisca e la giornata non è più ventosa come era ieri. Abbiamo alcune notizie estratte da cui mandiamo innanzitutto un saluto, un addio a Catherine Spack, attrice poliedrica che a 15 anni aveva cominciato a recitare. Salutiamo all'inizio di questa trasmissione, qui soverchiando mentre agisce il proraso, la rasatura in favore della cronaca, conduttrice morta a 77 anni in una clinica romana, malata da tempo. Nacque in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile del 1945, appena finita la guerra. Abbiamo detto che aveva recitato appena 15 anni nel film Dolci inganni di Alberto Lattuada. Il successo la porta al cinema italiano, ha recitato nell'Armata Brancaleone di Monicelli e negli anni 80 è stata volto di Harem e anche di Carosello, e non dimentichiamo che ha recitato anche in Febbre da cavallo, meraviglioso film sempre di Mario Monicelli per la regia di Steno, e grazie purtroppo anzi a una emorragia cerebrale avuta nel 2020 in cui ha lasciato suo quarto marito, perché è stata sposata 4 volte con dei problemi molto gravi nella gestione, diciamo, della figlia avuta con il primo marito Capucci. Ma andiamo avanti. Ciao Catherine, hai dato molto al cinema italiano, anche lei abitava a Roma, al centro di Roma, in via di Panico, dove abita credo anche Alessandro Gassman, che tra parentesi ha inaugurato a Roma pochi giorni fa una mostra su suo padre meravigliosa, imperdibile, che purtroppo non sono riuscito a visitare. Oggi è Victorian. Gli amici che salutiamo sono Marco Traverso il professore, Luca Esposito il perfezionista e il conte Rocco Contini. Come sapete una crema ultra inglese, l'elogio poteva essere dell'Italia, qua mettiamo come sempre in dettaglio, se volete andare a guardarvi le composizioni, c'è il logo di Extro di Donato Ciniello, a cui auguro buona Pasqua, lui e tutto il suo staff. Quindi una rasatura inglese che andrà a mischiarsi con un ferro sempre in zamaco, ovviamente non in acciaio, perché di quello parlano soltanto i grandi rasatori con possibilità economiche di cui non faccio parte io, ma questo è un Muller 89, niente da dire, sempre un bel rasoio di poco prezzo, di ottimo bilanciamento, sempre un 3 pezzi, un 3 pioli, manico lavorato. Guardate con quale discrezione vengono stampate sulla base del manico i marchi del Müller 89. Qua abbiamo invece un pacchetto, e qua va sempre il mio saluto a Mario Goffredo di Trieste, che nel bundle che avete visto di cui avete visto l'altra settimana alcuni pezzi, c'era anche questo rasoio, lametta, scusate, Gillette Wilkinson Saloon Pack 10+1 omaggio,
Mario mi ha detto che sono lame molto, molto dolci, andiamo comunque ad aprirne una, tanto per curiosità, per vedere come sono, mentre il proraso fa il suo effetto. In effetti ci sono 11 lame, come un mazzo di carte da poker, ne scegliamo una, quella in mezzo, a voi la scelta, sono confezionate una per una nella loro carta, vediamo il tenore de cola che le caratterizza, bassissimo, cioè praticamente non ce n'è molto bene, una bella stampa. E questo saloon pack sono lame forse professionali per i saloni da barbiere, la vediamo ben lavorata, i punti di colla un po' dietro si vedono, ma non sono assolutamente cosa grave. È una Gillette Wilkinson, la proveremo sul nostro Müller 89, andiamo magari già ad armare il rasoio, tanto io ho cercato di risparmiare tempo quest'oggi montando già la crema Victorian con un nostro pennello Omega in puro tasso che adesso vi farò vedere, ma un classico Barber Pole Edition. Vediamo l'esposizione, ma questo chiaramente non lo fa la lama ma il rasoio, come potete vedere, ve la faccio vedere lentamente, bella la strematura lucida, e andiamo avanti, bagniamo e spargiamo la crema. Sparse le trecce morbide sull'affannoso petto, benissimo, la Fabergé Matte Chocolatier ospita il nostro Barber Pole Edition Omega 100% e andiamo a prepararci, mentre la radio che oggi ascoltiamo in sottofondo per dare uno spazio alle piccole radio, in realtà è una radio antichissima, io alzo un po' il volume così ne potete godere, una radio nata nel 75, una radio dell'estrema sinistra romana, Radio Città Futura. Lasciamo cantare i rapper, se non mi blocca YouTube. Non è più la radio Democrazia Proletaria che io chiaramente diffondo non per propaganda, voi sapete che non sto da quella parte lì, ma diffondo per democrazia, come ho detto, delle piccole emittenti schiacciate dalle major dell'informazione, mentre il profumo inglese, adesso possiamo abbassare perché effettivamente poi potrebbe essere esagerato, quindi oggi sempre radio romane, anni 70, voi avete visto all'inizio di questo video del giorno di Pasquetta alcune piccole porzioni di girato in un paese della Tuscia Viterbese, ecco, al Palazzo De Scalchi, per regalarvi attimi di cielo blu, di cieli puliti, di società ferme, di piccole botteghe, di campagne riempite dal giallo dei fiori e da grandi distese di carciofi, da Monte Romano all'interno, Barbarano Romano e all'interno della Tuscia, l'Appennino centrale, distese di carciofi laziali colorano la nostra terra, questa terra che andrebbe rivalutata, questa Unione Europea che da sempre ha legiferato sull'agricoltura sta facendo finta di niente quando il più grande granaio d'Europa, l'Ucraina, è in difficoltà e noi siamo costretti a pagare il 20% in più la farina con dei danni enormi, vedrete nella stampa locale, anzi mi dovrò assentare, purtroppo ho dimenticato in un'altra zona il panorama, se voi mi date il tempo mentre agisce vi lascerò le onde di Radio Città Futura, andrò a recuperare perché avevo piacere di leggervi qualcosa dalla stampa periodica, anche perché oggi non escono i giornali ovviamente, essendo un giorno festivo, mentre sempre bene il comportamento soffice e coprente della nostra Victorian Made by Extro. Saluto anche l'amico Fulvio che è in viaggio in Liguria ieri come molti a passare un paio di giorni fuori dalla città. Saluto Davide, saluto Fabrizio, saluto Alessandro, tutti i vari amici del canale che seguono con grande pazienza di questo. Io li ringrazio le mie rasature, mentre andrei a considerare concluso e come richiesto vi lascio con le note rapper che hanno sostituito i cantautori degli anni 70 Radio Città Futura e mi recherò a recuperare la stampa periodica.
Chiedo scusa, e visto che sono uscito per recuperarlo, l'ovvietà la fa da padrone il boomerang delle sanzioni, questo è un tubo, nodo scorsoio intorno al nostro collo delle sanzioni imposte alla Russia, del prezzo che dovremmo pagare. Io direi che possiamo andare a radere con il primo passaggio. Sentite che rapper oggi sono come il cantante Rancore, noto a Roma per le sue canzoni, meno noto nel nord Italia, andate a indagare su di lui, mentre Buona Pasqua, anzi Buona Pasquetta, Saloon Pack su Mule Air 89. Mettiamo il sottofondo. Bene, Mario aveva ragione, si tratta di una lama piuttosto dolce, andiamo a girare il lato pulito. Pare non siano facili da trovare. Se lo doveste avvistare, magari segnalatemelo, magari su eBay. Il mio fornitore non le ha. Non si tratta di una lama rapida, come vedete abbiamo già terminato il primo passaggio, la barba è stata fatta comunque, sia sabato che ieri, quindi ovviamente non con ragioni di sicurezza, perché trovandomi a dormire in un albergo sabato sera a Sutri, non mi sono portato dietro l'armamentario. Bagniamo, secondo passaggio. Sì, ho deciso di sottoporvi qualche immagine dei luoghi visitati, perché capita di rado che ci si sposti nel fine settimana, anzi non capita mai neanche nei periodi di vacanza estiva, quindi insomma valeva veramente la pena. Roma era deserta ieri mattina, ci siamo portati a visitare una mostra che vedrete al termine di questo video, ecco, che è ambientata in un disastro della cultura italiana, alla fine un personaggio conosciutissimo che non avrete difficoltà a riconoscere dalle prime immagini, morto proprio negli anni in cui nacque Radio Città Futura, i più grandi pensatori del Novecento, sapete già di chi parlo, ovviamente una mostra fotografica ed installazioni pittoriche ispirate da Vittorio Sgarbi, è una mostra curata anche con l'appoggio di Miguel Gotor, quindi vediamo appartenenze politiche opposte. Sapete che Gotor non è propriamente dalla parte politica di Vittorione, ma insomma quando si parla di arte, di cultura, di comunicazione bisogna mettere da parte anche Pietro Folena, quello che Cossiga non esitò a definire un bravo indossatore ai tempi del partito della Quercia, dileggiandolo pubblicamente. Insomma, Pietro Folena ha dato il suo appoggio a questa mostra nel centenario di questo personaggio scomodo. Ma andiamo avanti, se no vi svelo tutto. Quel secondo passaggio, il secondo passaggio di crema è pressoché completato. Allora possiamo continuare con la nostra Gillette. Beh, vi svelo qualcosa, PPP Ostia, dal 14 aprile al 12 giugno. Roma, Terme di Diocleziano. Se avete fretta, prima di attendere la fine di questo video, potete andare a vedere di cosa stiamo parlando. Interessante anche da non perdere questa frase di Ezra Pound, intanto faccio il contropelo, estrapolata da un progetto molto interessante che voi vedete letto qui, l'anteprima news by Giorgio Dell'Arti, giornalista romano molto bravo, che è la spremuta di giornali. Adesso vi spiego che cos'è. Ecco, dalla spremuta di giornali di venerdì ho tratto questa frase di Ezra Pound, che stranamente ha avuto anche rapporti di amicizia con PPPP. Se un uomo non intende correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. Questa è una frase che descrive tutta la pochezza e lo spazio sconfinato che i social media danno anche a dei perfetti imbecilli pronti a vendersi per niente, seppellendo le idee e il loro valore. Diciamo, Giorgio Dell'Arti ha una redazione che si sveglia alle 3 di mattina tutti i giorni e entro le 8 legge 7 giornali dalle 4 alle 7, ve lo recapita nella buca casella postale via email, così alle 8 potete, dopo aver letto quello, sapere tutto e affrontare la vostra giornata. Costa in prova €1 per un mese con 22 invii, non esce nel sabato e nella domenica nei giorni festivi, tipo questo, quindi avremo soltanto domani, che è martedì, ma leggetela perché è diviso ieri, oggi e domani in sezioni, non ha praticamente neanche i titoli, insomma è tutta una sequenza di notizie
da cui emergono, per i quali lui lavora di notte, ripeto, in piena notte per voi, e non è una rassegna stampa classica dove vi riportano i pezzi e li dovete andare a leggere, è proprio lui che legge per voi, e la mattina così. Quando andrete in ufficio, andrete dove siete a lavorare, il primo coglione che vi fa un'osservazione, voi se avete letto la spremuta dei giornali, potete ribattere perché saprete molto più sicuramente di questo cretino che avete incontrato tra il cappuccio, la brioche e magari il secondo caffè delle 10. Beh, secondo passaggio ottimo, Müller 89 si presenta come un ottimo roso da conversazione, cioè si può usare mentre si parla, cosa abbastanza rara perché questo è una cosa che accade a me in questo mio format, domenica che barba, ma normalmente uno quando fa la barba sta zitto, al massimo ascolta la radio. Andiamo al terzo passaggio, baniamo. Il profumo inglese di Victorian si spande nell'aere. Qua abbiamo Zucchero che è entrato a gamba tesa su Radio Città Futura, tante voci, una sola radio, questo è lo spot di questo network romano, storico. Bene. Blanco, uomo del Papa, l'abbiamo già detto.
Hunter Biden, canaglia USA, il figlio di Joe Biden, ha dimenticato il suo computer in un negozio del Delaware un po' di anni fa e lo riporterà in un articolo che vi farò vedere brevemente. Morale, questo giovane informatico ha dovuto chiudere questo negozio perché una volta che l'ha aperto ha letto delle cose orripilanti sul figlio di Biden, temendo per la sicurezza degli Stati Uniti l'ha consegnato alla CIA, è successo il finimondo. Chiaramente questo adesso dovrà scappare e andare a vivere in Uganda perché se lo trovano la CIA lo fa a pezzi. In ogni caso brutta gente, Biden imbarazzante, 33% il suo gradiente di apprezzamento in America, il più basso di tutti i presidenti americani da dopo la Costituzione, anzi forse anche prima. E mentre abbiamo preparato la stesa della nostra crema per il terzo passaggio, andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa che può interessare. Perché no, a una settimana dal voto. Questi sono i sondaggi aggiornati al 16 aprile, perché il 16 aprile si è fermato il mondo ovviamente prima di Pasqua, ma Emmanuel Macron a 55,5 di sondaggio, di potere di sondaggio, Le Pen 44,5, sono 11 punti e un mare, quindi vincerà sicuramente con i voti di Mélenchon, con l'enragé della sinistra francese, cosa stranissima, i quali hanno detto piuttosto che dare i voti alla Le Pen facciamo vincere Macron, quindi è tutto detto, come ormai si è disarticolato il sistema politico, la coerenza. E se vogliamo andare avanti, prima di fare il terzo passaggio, ricordiamo Fitoussi, eccolo qua, Jean-Paul Fitoussi, è morto l'altro ieri a 79 anni, un economista keynesiano contro il regno del PIL. Se volete leggere, era contro l'ideale astratto dell'Europa del pareggio di bilancio e della concorrenza. Era stato un esperimento di un modo di fare economia che non era il suo. Questo è molto interessante, ce ne parla Umberto De Giovannangeli e Corrado Ocone in fondo alla pagina approfondisce. Un economista liberista contestava l'austerity, pensava che compito della politica economica fosse anche combattere povertà ed esclusione, che piace tanto il 5 Stelle, a Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, che si sta dedicando proprio al reddito garantito. Tanto per far capire quanto l'Italia non ha nessuna voglia di ripartire con la sua capacità di essere un paese produttore di lavoro e di intelligenza, che forse non ha. Bisogna misurare ciò che conta davvero, cioè il benessere. Quindi un addio all'economista nato nel 1942 alla Goulette in Tunisia. Questo per dovere di cronaca. Andiamo a fare l'obliquo. Immagino che siete impegnati a non far spegnere la carbonella, li avete tutti intorno. Chi di voi si è vinto stamattina l'onere di cercare il legnetto per accendere la brace si troverà adesso a quest'ora già abbondantemente circondato di commensali già praticamente ubriachi dopo aver stappato già qualche bottiglia di prosecco, cercando di dimenticare che domani è martedì e quindi soprattutto di dimenticare la dieta, perché abbiamo fatto con Michael 2 stazioni, non della via Crucis, neanche della via Francigena che passa proprio da Sutri, ma 2 soste alla Sfera d'Oro dell'antichissima città, per appunto a Sutri, e alla trattoria Zampagna, fondata nel 24 e ancora esistente davanti alla Basilica di San Paolo fuori le mura in via Ostiense, che ieri tra Tonnarebbia, Matriciana e Abbacchio ci costringerà nei prossimi giorni a doverci comportare da francescani, ovvero non mangiare più niente, perché qua si rischia di perdere 2 kg in 2 giorni e questo non va tanto bene, perché poi i 7 kg in 7 giorni non li perderete di sicuro. Bene il terzo passaggio, ma una piccola offesa. Sento ancora qualche presenza. Un punto rosso, in ogni caso era una barba facile perché, ripeto, già mal tenuta e mantenuta con una rosa di plastica. Io andrei a già sciacquare, così intanto lasciamo che il viso prima del pre-barba si prepari. L'acqua non è freddissima perché si sta proprio inquando una primavera. Tamponiamo col nostro solito asciugamano color tortora. Tamponiamo e mentre tamponiamo arraffiamo il panorama ritrovato sul tavolo della cucina mentre lasciamo che il viso asciughi rapidamente. Qua ci sono
rapidissime incursioni che io non volevo fare perché in questi giorni sarebbe stato meglio lasciar perdere, ma io non sono riuscito a non parlare dell'abate di Monte Cassino e stiamo parlando di Don Pietro Vittorelli, abate tutto cassa e chiesa, come l'ha definito un prelato molto vicino a Papa Francesco. Insomma, questo si è fottuto un mare di soldi, è stato abate di Monte Cassino dal 2007 al 2013. Qua stiamo parlando dell'uomo che ha seguito nella sua carriera religiosa le tracce di questo monastero fondato da San Benedetto nel 529. Nel frattempo sono passati 1400 anni e lui è stato messo sotto controllo della Guardia di Finanza, la quale ha ristabilito che durante i suoi tour in Italia, Europa e America del Sud nel 2013 per alloggiare all'hotel di lusso Corinzia di Londra pagò 7.300 euro, per esempio, questi dati, e per una cena al Caviar House in Prunier di Piccadilly, luogo d'elezione per gli amanti del salmone selvatico e del caviale russo, firmò un conto da 719 euro. Poi ha fatto una capatina al Glamour Sushi Samba dove ha lasciato 690 euro, ovviamente non suoi. Poi in Brasile si è mosso anche in America Latina l'abate, perché questo è l'abate, Monsignor Vittorelli, ve lo faccio rivedere bene perché se mai lo incontraste per strada quando uscirà da Re Bibbia, perché spero lo ficchino dentro. Sappiate anche che in Sud America, a San Paolo, all'hotel extra lusso Fasano, ha pagato per una vacanza 23.000 euro, cioè o c'è stato 10 anni oppure c'è stato 10 giorni e ha pagato 2.000 euro al giorno. Nascosti nelle pieghe degli addebiti delle carte di credito, tracce di incontri conviviali al San Pietro di Positano, sulla costiera amalfitana per chi non sapesse, all'Armani di Milano, 7.000 euro, così, giusto per pagare una stanza così frugale, oltre a una toccata e fuga a Venezia, e in un mese è stato verificato che Vittorelli è riuscito a sperperare 34.000 euro. Nella voluminosa informativa delle Fiamme Gialle c'è poi un paragrafo destinato alla moda, infatti il Vittorelli era un frequentatore abituale delle maison più fashion e sono tutti rintracciati i pagamenti nei negozi Hermès, Vuitton e Zegna. Qua vedete l'altro papa, quello messo in stand-by, che fa finta di niente, e qua ecco uno dei motivi per cui oggi ho usato The Victorian, eccola qua, per dare manforte alla povera corte inglese, perché come titola questo interessante più o meno articolo di Eric Orsini da Londra, l'impero non colpisce più. Questi sono nel 77 Elisabetta II in visita alle Bahamas e sotto abbiamo William e Catherine, duchessa di Cambridge, in visita per onorare il giubileo di platino della regina in Giamaica. E qua se giriamo la pagina vedete lo sfanculamento che hanno avuto i nostri reali inglesi. Infatti la nostra giornalista ci ricorda in chiusura d'articolo, anzi quasi in chiusura, che la crisi di un Commonwealth ormai troppo diviso e di un'istituzione travolta da innumerevoli scandali non potevano però venire risolte con un affettuoso omaggio ai bei tempi passati, nella speranza che i fotografi dei quotidiani nazionali e internazionali si accontentassero di affiancare gli scatti nuovi a quelli vecchi, come in quei giocosi confronti familiari che appaiono sui social. Così l'immagine di una Kate sorridente e spigliata che stringe con materno calore le manine delle centinaia di bimbi ammassati al di là di un reticolato di ferro non ha contribuito ad allentare le tensioni di una visita partita con il piede sbagliato. Quindi voi sapete che il Commonwealth è un'unione di nazioni, una specie di club inglese in cui regnano le leggi e i parrucconamenti comportamentali della regina. Insomma, in certi paesi è andato un pochino per traverso. Qua abbiamo in kilt caratteristico questo informatico sventurato Jean-Paul McIsaac, proprietario d'origine scozzese, del negozio di PC da cui è partita l'indagine che sta inguaiando per l'appunto Hunter Biden, che vedete qua insieme al padre, che ha dimenticato il computer nel negozio. Insomma, il giornalista gli chiede, questo povero informatico ormai fallito, alla domanda su cosa abbia trovato più disturbante nel portatile dimenticato nel suo negozio, gli chiedono per esempio la foto di Hunter con la pipa da crack, che è un'attività illegale, o la foto di natura sessuale. E McIsaac ha glissato, gli è cascato il kilt, è rimasto in mutande e ha chiuso il negozio. In chiusura andiamo a... facciamo così, facciamo quello che è una parte importante di Vittoria, che è fatto di 3 parti. Oltre la crema, voi sapete, c'è il nostro balsamo
fluido balsamico 100% made in Italy e l'after barra eau de toilette. I personaggi sono sempre loro. Usiamo prima questo, una sorta di, diamo una scossa, perché trattando di balsami si tratta di prodotti che possono avere parti che si vanno a separare, quindi scuotiamo, ci rimettiamo in linea e andiamo a constatare la consistenza molto liquida che serve a dare una prima azione emolliente, decongestionante dopo i 3 passaggi che noi abbiamo fatto con il nostro rasoio questa domenica di Pasquetta. E senza dubbio la nuance è sempre quella inglese. Abbiamo delle componenti di profumi molto classici, di cui ve ne leggo alcuno perché gli amici della pogonotomia sono molto creativi. Abbiamo, oltre l'acqua e l'acido stearico, abbiamo latte d'asina, fieno greco e olio extravergine di oliva. Ecco, tutto questo va a riportarci in un'atmosfera che dà una mano ai reali d'Inghilterra. Mentre aspettiamo che questo si assorba, andiamo a concludere con l'ultima pagina del panorama che casualmente ho letto solo stamattina, dopo essere stato ieri nella location di questo evento che ormai è svelato. Ricordare con rabbia Pasolini e l'opera di Nicola Verlato inaugurata alle Terme di Diocleziano in un progetto espositivo dedicato allo scrittore. Non vi dico altro, vi faccio vedere il giovane attore nato nel 67, quindi un anno meno di me, molto bravo in questo caravaggesco stile in cui viene ricostruita veramente la morte del poeta, del regista e del grande uomo di pensiero. Mentre aspettiamo che si assorba rapidamente o si asciughi il nostro viso per passare a un aftershave, io direi che abbiamo di fatto concluso la nostra rasatura, quindi possiamo, con questa famiglia olfattiva aromatica muschiata che rappresenta il Victorian, come vedete va anch'esso scosso perché sul fondo ha al termine del tubicino la parte importante che è la parte di essenza che dà il profumo, e dovendo usare anche come aftershave vi raccomando delle piccole spruzzate, non esagerando, sennò diventa poi effettivamente magari, ma la freschezza. Bene, la rasatura è completata. Io vi ringrazio della compagnia, vi auguro una buona Pasquetta da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!